Ecco qua ragazzi, guardate qua che bellezza. Avete preparato per mangiare? Io vi faccio questa bella torta salata con patate, pancetta, panna, uova, parmigiano e latte. Pigliate carta e penna e venite a prendere a me. In una padella ho fatto soffriggere un po' di burro e un po' di pancetta. Voi potete mettere lo speck, il prosciutto cotto a dadini, quello che tenete, quello ci mettete. Poi le patate che ho sbagliato con Massem, la mandolina. E facciamo soffriggere 4-5 minuti. Ecco qua, vedete? Dopo 5-6 minuti unite un po' di latte, devono essere le patate, guardate, devono essere coperte dal latte e facciamo cuocere altri 5-6 minuti. Aggiungiamo un po' di sale, ecco qua, e un po' di noce moscata. Ecco qua, adesso spegniamo e facciamo raffreddare. Adesso preparatevi un bel ruoto con un rotolo di pasta sfoglia, 2 uova, un po' di pepe e sbacchettiate tanto bene, panna da cucina e parmigiano. Ecco qua, adesso preparatevi panna come vi ho detto prima, la panna, le 2 uova e il parmigiano, le scaglie di parmigiano e fate un bello mesca francesca. Ecco qua, così. Ecco qua, adesso prendete tutti il mesca francesco che avete fatto con la panna, l'uovo e il parmigiano e lo mettete nelle patate e girate. Ecco qua, adesso prendete tutto il mescatore che abbiamo fatto e lo mettete nel ruoto dove avete messo la pasta sfoglia. Ecco qua. Ecco qua, adesso con le manelle vi acconciate tanto bene la pasta e ce lo calate sopra, così. Adesso un po' di parmigiano sopra, che si fa quella bella crosticina. Ecco, adesso in forno a 180 gradi per circa 50 minuti. Ogni tanto e andrà da occhio. Ecco qua ragazzi, è pronta. Guardate qua. Eccola qua ragazzi, è pronta. E che profumo. Aspettate un po' prima di mangiarla, almeno 10 minuti, un quarto d'ora. E se la facete pure voi, scrivete a me nei commenti.